essere una bella occasione quella di ritrovarci in questo santuario all'inizio di una nuova stagione, dove ufficialmente con i monaci apriamo questo luogo di incontro sotto lo sguardo materno di Maria. Portiamo sull'altare le tante intenzioni, in modo particolare per i benefattori di questo santuario, per i benefattori dei monaci, per i benefattori della comunità. All'inizio di questa celebrazione riconosciamo il nostro peccato. Confesso peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, per i nostri peccati, i nostri errori, ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Che tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. Come sempre la prima preghiera è quella personale e silenziosa. O Padre, tu hai voluto che il tuo Verbo si facesse carne nel grembo della Vergine Maria. Concedi a noi, che professiamo la fede nel nostro Redentore, vero Dio e vero uomo, di essere partecipi della sua natura divina. Egli vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni il Signore parlò ad Acaz. Chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basti stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio. Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emanuele, perché Dio è con noi. Parola di Dio. Ripetiamo insieme:
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ecco, Signore, io vengo. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non ha chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto, ecco, io vengo. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel mio intimo. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore. La tua verità e la tua salvezza ho proclamato. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, è impossibile che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto, ecco io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto, tu non hai voluto e non hai sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge, ecco io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Parola di Dio. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il
Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Vi rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il 6° mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Una pagina meravigliosa quella che la liturgia ci regala questa mattina nella festa dell'Annunciazione del Signore. È una delle pagine personalmente nelle quali più volte mi sono confrontato. Emerge un tema grande, innanzitutto il tema della vocazione. Altre volte l'ho ripetuto, forse sarete anche stanchi di sentirmi dirlo, ma non posso non farlo oggi. C'è questa grande vocazione che ci accomuna tutti quanti, che è la vocazione alla vita. Nessuno di noi è chiesto di nascere. Dentro questa vocazione universale c'è la vocazione alla felicità. Tutti noi vogliamo essere pienamente felici. E dentro questa che è la vocazione alla felicità c'è la nostra personale vocazione matrimoniale, vocazione religiosa, vocazione sacerdotale, diaconale. Credo che sia bello ricordarci che ognuno di noi è unico e irripetibile e dentro la propria storia è chiamato a realizzare pienamente ciò che lui è. E poi c'è questa vocazione grande alla vita eterna, che facciamo fatica a dirlo, ma per noi che tentiamo di credere, ricordiamoci che questa nostra vita è un passaggio alla vita eterna. E anche lì saremo chiamati alla felicità piena, alla vita per sempre. Allora il tema della vocazione è un tema grande, perché è l'incontro tra due libertà. La libertà di Dio di entrare nella storia degli uomini e la libertà dell'uomo di dire di sì o di dire di no. Vedete, noi siamo qui perché c'è stato un primo sì, il sì di Maria, ma, ed è questo così il ragionamento che spesso vi faccio, ma come io, forse anche voi, avete detto dei no a Dio? Io sì, ve lo dico. Anche Maria aveva questa libertà, perché la fede non è mai imposizione, la fede è l'incontro tra due libertà. La libertà anche di Dio di insistere sempre per la nostra piena felicità e realizzazione. Allora, la prima grande sottolineatura oggi siamo chiamati un po' a riscoprire la nostra vocazione e come stiamo rispondendo a ciò che il Signore ci chiama. Il sogno per tutti gli uomini è che anche il proprio lavoro, la propria mansione, il proprio servizio diventi risposta a questa chiamata, a questa vocazione. Seconda sottolineatura veloce, permettetemi, sta proprio nella figura di Maria. È vero, noi in questo santuario, ma anche in altre rappresentazioni, la veneriamo come
regina, ma lei diventa modello non perché è regina, e lo è, avvocata, e lo è, ma perché ci mostra la strada. Lei è la prima discepola. Di fronte a questo incontro, lo ripeto, tra due libertà, quella di Dio e quella dell'umanità, rappresentata da Maria, Maria ci dice che bisogna riflettere il grande dono dell'intelligenza. E a me piace questa sottolineatura che fa Luca nel Vangelo. Maria si domandava che senso avesse un saluto come questo. Siamo parenti di tantissime cose, tante cose le facciamo perché ci sono sempre fatte, una ripetizione. Maria ci dice: ferma, rifletti sulla tua vita, ragiona sulla tua vita. Noi abbiamo un grandissimo dono che è l'intelligenza. Mi piace come interpretazione intus leggere, andare in profondità, perché con l'intelligenza noi possiamo accogliere anche la presenza di Dio nella nostra vita. Tema della vocazione, e ora mi permetto di mettere in evidenza che questo luogo, come tutta la nostra isola, è vocazione all'accoglienza, ma in questo luogo specifico le persone possono essere accolte e anche trovare quel tempo, quel spazio di interiorità. Allora ringrazio l'invito che ci è stato fatto dai monaci di Verbana per essere qui oggi, perché con loro affidare questi mesi che verranno ancora una volta a Maria, è evidente, ma che possa essere questo luogo sempre più un luogo in cui fermarsi e rifarsi quelle domande fondamentali: dove vengo, chi sono e dove vado, per poi rispondere sempre più alla vocazione nostra, alla chiamata di Dio per noi. Sia lodato Gesù Cristo. La nostra fede. E come nel giorno di Natale siamo chiamati a contemplare il mistero dell'incarnazione mettendoci a un certo punto in ginocchio durante il credo. Che io desidero. Credo in un solo Dio, Padre, e il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato. Credo in una Santa Cattolica e Apostolica, professo un solo e aspetto la risurrezione. Nell'evento umile e nascosto dell'Annunciazione, Maria accoglie nella fede e nella carne il Verbo eterno fatto
fatto uomo per la nostra salvezza. In comunione di fede e di speranza con la Vergine, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Ripetiamo insieme. Si compia in noi la tua parola, Signore. Si compia in noi la tua parola, Signore. Perché a immagine di Maria, piena di grazia, la Chiesa sia sempre più feconda nello Spirito, esulti per la santità dei suoi figli e raccolga nel suo grembo l'intera famiglia degli uomini. Preghiamo. Si compia in noi la tua parola, Signore. Perché sul modello di Cristo, servo obbediente, l'umanità intera aderisca con amore alla volontà del Padre, ponendola al centro delle scelte quotidiane. Preghiamo. Si compia in noi la tua parola, Signore. Perché al soffio dello Spirito, datore di vita, il deserto dell'incredulità e della durezza dei cuori fiorisca in opere di giustizia e di pace. Preghiamo. Si compia in noi la tua parola, Signore. Perché con la materna intercessione di Maria, la dignità della persona umana, creata a immagine di Dio, sia riconosciuta, difesa e valorizzata. Preghiamo. Si compia in noi la tua parola, Signore. Perché l'esempio della Vergine Madre induca ciascuno di noi ad accogliere con prontezza la parola di Dio e a testimoniarla nel mondo. Preghiamo. Si compia in noi la tua parola, Signore. In un attimo di silenzio vogliamo pregare per tutte quelle donne che in questi mesi stanno aspettando una nuova creatura, diventeranno mamme. E coloro che mamme sono diventate da poco. Maria Santissima possa stare sempre loro accanto. Per Cristo nostro Signore. Per i tuoi doni larghi, te, Padre, ringraziamo. Salga da questo altare l'offerta te gradita, dona il pane di vita e il sangue adulato. Salga da questo altare l'offerta te gradita, dona il pane di vita e il sangue adulato. Preghiamo perché questo nostro sacrificio
sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, accogli con bontà di Onnipotente l'offerta della tua Chiesa, perché riconoscendo le sue origini nell'incarnazione del tuo Figlio unigenito, esulti di gioia in questa celebrazione dei suoi misteri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e nostro dovere e fonte di salvezza. Lodati e ringraziati Padre Santo, Dio di potenza eterno, per Cristo, Signore nostro. All'annuncio dell'angelo, la Vergine accolse nella fede la tua parola e per l'azione misteriosa dello Spirito Santo concepì e portò in grembo con ineffabile amore il primogenito dell'umanità nuova, che doveva compiere le promesse di Israele e rivelarsi al mondo come il Salvatore atteso delle genti. Per questo mistero le schiere degli angeli adorano la tua gloria e per l'eternità si allietano al tuo cospetto. A loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mio Dio, augurio. Mistero della fede, annunciamo la tua resurrezione, la tua celebrando il memoriale della morte e la risurrezione del tuo Figlio, Dio primo Padre,
il pane della vita, il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordaci, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, dei benefattori tutti i defunti. Ammetti, alla luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Benedetto e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre, tutti i secoli dei secoli. A una sola voce preghiamo come il Signore ci ha insegnato. Padre, che sei nei cieli, sia santificato, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Dacci oggi il nostro pane, e alimenti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debiti. Liberaci, Signore, da tutti la tua misericordia, vivremo sempre libera dal peccato e sicuro da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che i tuoi apostoli vi lascio la pace, vi dono la mia pace. Non guardate i peccati, i nostri errori, ma la fede della tua Chiesa. Dona pace e gioia, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti noi. E con il tuo spirito. Ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscono per la vita eterna.
mangia di me vive di me. Chi mangia di me ha la vita eterna, dice il Signore. O Padre che ci hai accolti alla tua mensa, conferma in noi il dono della vera fede, perché, riconoscendo nel Figlio della Vergine il tuo Verbo fatto uomo, per la potenza della sua risurrezione, possiamo giungere alla gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. A nome della comunità e del Padre Priore Benedetto, e saluto a tutti
tutti i rappresentanti delle associazioni che hanno accolto l'invito dei monaci per aprire ufficialmente la stagione estiva del santuario di Barbana. Mi permetto di salutare in particolare il vice sindaco Roberto Borsati a nome dell'amministrazione comunale, la Benemerita Arma dei Carabinieri, la Capitaneria di Porto di Grado, la Marina Militare, l'Associazione Donatori di Sangue, l'Associazione Caroteria Usonia, la Banda Civica di Grado, gli Araldi Cavalieri Custodi, Cappella Madre della Riconciliazione, tutti i presenti, tutti quelli che comunque ci sono. E la prima volta, no, è la prima volta, e nella idea dei monaci era quello di iniziare, no? La stagione estiva sotto lo sguardo materno, proprio per celebrare e chiedere veramente la protezione del Signore. L'alza bandiera che dobbiamo fare è una cosa esterna, visibile, per indicare che inizia questo tempo. Barbana speriamo che sempre più diventi un punto di riferimento dove poter fermarsi e tentare di rispondere alle domande che portiamo nel cuore. E ringrazio i monaci perché adesso inizieranno a lavorare nell'accoglienza dei pellegrini per aiutarli sempre più a curare anche la loro interiorità. Durante il canto ci portiamo all'alza bandiera. Signore sia con voi, per intercessione della Beata sempre Vergine Maria, che qui veneriamo come Madonna di Barbana, vi benedica di Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore, andiamo in pace. Del mare, la che ha viso una bella